oltre 40 comuni della Marca chiudono le scuole a causa del maltempo. I trasporti pubblici subiscono disagi, con cancellazioni dei treni regionali sulla linea Montebelluna-Belluno fino alle 16 di oggi, venerdì 3 novembre, a seguito della chiusura della tratta. Trenitalia avvisa che l'ondata di maltempo potrebbe causare ulteriori interruzioni e ritardi. Si raccomanda di limitare gli spostamenti in treno al minimo necessario e di consultare gli aggiornamenti nelle stazioni e sulla sezione infomobilità di Trenitalia. Episodio di bullismo a Feltre dove un ragazzo ha spento una sigaretta accesa sul palmo di una mano di un suo coetaneo. Coinvolti 2 studenti di una scuola superiore locale. La scuola ha avviato contatti con le famiglie per indagare su eventuali precedenti e il responsabile è stato sottoposto a misure disciplinari. Veneto Strade ha chiuso temporaneamente un tratto di 900 metri della strada provinciale 21 a Quero, a partire dalle 19 di giovedì 2 novembre, a causa di smottamenti. La chiusura rimarrà in vigore fino a ulteriori comunicazioni. Inoltre, la strada provinciale 2 della Valle del Mis da Gena Bassa a Titele e la strada provinciale 33 Sauris fino al confine con la provincia di Udine rimangono chiuse. L'Associazione Degustatori di Valdobbiadene, composta da 50 produttori di Prosecco Valdobbiadene di OCG, celebra il 10° anniversario della sua mission di scambio di esperienze. L'evento più recente si è tenuto il 26 ottobre presso la trattoria alla cima di Valdobbiadene. Ospite speciale, Mario Poier, noto produttore e sperimentatore trentino, che aveva inaugurato questa iniziativa 10 anni fa.